Un'iniziativa sicuramente interessante che vede Agrigento al centro dell'immigrazione anche attraverso queste realizzazioni artistiche e culturali. Esattamente, il significato dell'opera è proprio questo, ma non dirò null'altro rispetto a quello che ha detto chi meglio di me la conosce e la sa presentare e che avete già intervistato. Aggiungo invece una mia osservazione: il Palazzo del Governo, in quanto Palazzo del Governo, è Palazzo del cittadino. Questo è un inizio, ma noi intendiamo con questa iniziativa e con altre simili, come per esempio la convenzione col Teatro Pirandello, aprire questo palazzo ai cittadini e sempre di più vedrete che ci saranno occasioni in cui il cittadino potrà entrare, vedere, utilizzare il palazzo non solo come ufficio ma anche come luogo di incontro, ovviamente per iniziative di tipo culturale o sociale. Quindi ci saranno altre iniziative in questo senso da qui a divenire? Certamente, iniziative sia artistiche sia spettacolari nel senso musica o teatro ovviamente, e anche iniziative di coinvolgimento dei giovani su cui ancora non voglio svelare nulla perché mi piace parlare coi fatti più che con le dichiarazioni. È un'opera che tratta un tema che per voi è quotidianità. La quotidianità è quella dell'immigrazione. Quest'opera parla del viaggio e prende come simbolo del viaggio la fuga di Caravaggio da Roma, quindi un viaggio diciamo così di chi scappa, ecco, in un certo senso questo è il collegamento. Sono un artista che lavora prevalentemente all'estero e ho creato questo collettivo d'arte indipendente che si chiama GAS, ho riunito diversi paesi a livello mondiale, tra cui Egitto, Senegal e poi qualche artista importante italiano per dare appunto visibilità a chi non l'ha, come appunto Gimaga e Sadif, che sono due artiste appunto internazionali. Ho pensato al viaggio perché appunto voi in questo momento avete questo grande problema di questi migranti che arrivano per salvarsi appunto da morte certa oppure da una vita veramente dura. La stessa cosa fece Caravaggio, perché Caravaggio venne in Sicilia proprio per salvarsi dalla pena capitale che gli aveva imposto prima il Vaticano e poi i Cavalieri di Malta dal viaggio di Malta. Quindi ho pensato a tre strutture che potessero convivere tra di loro, tra cui un'opera, un olio su tela, una scultura in marmo di Carrara molto pregiata e una fusione metallica che rappresenta appunto la spada che poi è la maledizione che Caravaggio si porterà per tutta la vita fino alla fine. Parliamo appunto di questo evento, di questa iniziativa, cosa vuol dire, come mai avete avuto questa idea di collocarlo proprio qui nella prefettura di Agrigento? Allora, questo è un gruppo scultoreo realizzato da Moschetto su un'idea e su un progetto del collettivo GAS, e in particolar modo di Alex Caminiti, che pensando ad Agrigento ha pensato di portare ad Agrigento Caravaggio, che è venuto in Sicilia ma ad Agrigento probabilmente non c'è mai stato. Ovviamente Caravaggio non rappresenta solo un artista, una persona, rappresenta un'idea, è una sorta di prototipo del migrante, perché lui viene in Sicilia, ma viene in Sicilia non per restare in Sicilia, viene in Sicilia per andare da un'altra parte, viene in Sicilia perché vuole tornare nuovamente a Roma e per farlo ha bisogno della spada sicuramente, che è un po' la sua maledizione, ma ha bisogno anche di purificazione, ha bisogno, diremmo noi, di acqua santa, di un qualcosa che ridia un senso e un significato alla sua vita e al suo lavoro. L'installazione si intitola Humilitas occidit superbiam, l'umiltà uccide la superbia, e il titolo è evocativo di una delle poche volte in cui l'omicidio funziona. L'omicidio funziona quando una virtù scaccia un vizio, nello specifico la superbia è quella del Caravaggio che giovane aveva forse confidato troppo nei suoi mezzi, anche nelle sue qualità umane, arrivando a uccidere un'altra persona. Infatti da vecchio, in una delle sue ultime opere, forse l'ultima, noi troviamo questa scritta su una spada che sta in mezzo tra un David e un Golia. Golia, la testa di Golia che David ha appena tagliato, solo che Caravaggio è entrambe, Caravaggio è David e Caravaggio è Golia. Caravaggio David è l'uomo giovane, Golia invece è l'uomo vecchio che questa spada ha tagliato.